Quarta corsa, la terza prova di questo super frustino Tommaso Grassi Award, batteria dei ragazzi under 30. Sono sempre 10 al via, campo completo. 1 Boccio Fez, 2 Balsamo Leone, 3 Bacau di Casei, 4 Brendas, 5 Brios, 6 Bodyguard Oro. Seconda fila 7 Boateng Jet, 8 Berenice Mag, 9 Bella Meisan, 10 Byron del Ronco. Autostart che si prepara a lanciare i concorrenti, problemi per Brios che galoppa anche Byron del Ronco e si parte con l'errore di Bodyguard Oro, l'errore di Boccio Fez, rimane al comando Bacau di Casei che sbaglia e allora rimane davanti Brendas, oppure col 7 Boateng Jet che prova a rientrare, è rimasto in testa Boateng Jet nei confronti di Brendas che rimane allo scoperto. In terza posizione c'è Berenice Mag, poi ancora con Francesco Di Stefano e Bella Meisan in quarta posizione, attacca Brendas nei confronti di Boateng Jet che si difende lungo la corda, 34 i primi 400 metri di corsa, si deve ritrarre Brendas perché Boateng Jet a super sorpresa ha preso la testa e ora ovviamente corre davanti. In seconda posizione c'è Berenice Mag a precedere ancora il resto della compagnia con la mossa da parte di Balsamo Leone che va a fare una virtuale seconda pariglia alle spalle di Brendas che poi vista la corda ripiega e allora avanza allo scoperto Balsamo Leone che si trascina. Il 9 di Bella Meisan, alla retroguardia c'è il ricongiunto Brios, il netto favorito che ha sbagliato dietro la macchina e ora cerca un inseguimento molto difficile. Intanto Boateng Jet ha fatto 1, 1 e 2 per i primi 800 metri di corsa e va a completare il primo chilometro in 1:16 e 7. In vantaggio Boateng Jet, avanza al largo Balsamo Leone, trascinandosi Bella Meisan e Brios. Richiesto Boateng Jet per respingere Balsamo Leone che prova ad attaccare all'esterno, chiuso lungo la corda c'è Berenice Mag, prova a spostarsi dai birilli anche Bella Meisan che cerca di andare sulla testa della corsa. Intanto Boateng Jet ha respinto il primo attacco di Balsamo Leone che prova a ritornare sul passo, è sempre lì sotto in attesa dell'open stretch Berenice Mag, la retta d'arrivo con in vantaggio Boateng Jet, va di dentro Berenice Mag a centropista, lo scatto da parte di Bella Meisan che cerca di recuperare su Berenice Mag in open stretch, Berenice Mag che la vince nei confronti di Boateng Jet che salva ancora il secondo avanti a Bella Meisan, poi Balsamo Leone e ancora Giusy Savarese con Byron del Ronco a finire avanti a Brios probabilmente per il quinto posto. Il successo di Berenice Mag, Crescenzo Maione in una corsa che ha visto succedere di tutto tra lo stacco della macchina e la prima curva, rottura a non finire, si trova in testa al 7, secondo in corda all'8. Sembrava una corsa in cui quelli della seconda fila sono partiti davanti, porta a casa la vittoria. Berenice Mag per il training di Giuseppe Citarella. I colori della Bet in the Dark, il successo di Crescenzo Maione, Berenice Mag.